In fuga alle terme, via dalla dura quotidianità. Quest'anno a Natale e Capodanno la zona euganea sarà meta soprattutto di turisti italiani, previsti più numerosi dei tedeschi. Alcuni alberghi di Abano e Montegrotto da settimane hanno già il tutto esaurito per le feste. L'italiano cerca riposo, comodità, distanza dai problemi. Noi abbiamo creato questa SPA che indubbiamente è data di supporto all'azienda e i clienti sono stati molto contenti, i giovani poi soprattutto. Non basta coccolare l'ospite con cure e buona cucina, immancabili concerti e il tanto di moda Nordic Walking. Ma nuova e innovativa è la piscina più profonda al mondo, 40 metri di acqua termale per gli appassionati di subacquea. È sempre più difficile tenere aperto un hotel nella zona delle Terme Euganee. Il 2014 è stato l'anno degli alberghi allagati e dei tanti problemi irrisolti. E su tutti il problema della tassazione, che è troppo elevata e che se non si procede subito a fare qualcosa urgentemente si corre veramente il rischio che questa possa determinare anche il destino delle aziende, certamente non positivo. Solo con meno tasse le terme avranno un futuro, ribadisce Boaretto. Nella zona sarebbero una dozzina gli alberghi a rischio di chiusura. Chi può si rinnova come i Bragion che da imprenditori chiedono al prossimo presidente della regione una facoltà universitaria per manager del turismo. Un'università e persone preparate che ci consiglino anche come investire nella struttura, perché noi siamo obsoleti o noi possiamo essere delimitati, i giovani invece hanno una mente diversa. Riconosciamo il turismo come prima industria del Veneto. Porta dentro e non porta fuori. È il nostro petrolio, non perdiamo questa chance.